Abbiamo iniziato ad estendere la prova che avevamo fatto a Villorba, il Covivax di Villorba, per quanto riguarda i tamponi volontari e le persone che fanno la prima vaccinazione. Da oggi ne faremo circa 1200, perché sono 3 i centri intanto: Riese, Godega e Villorba. Poi li estenderemo anche gli altri 2. Screening con i tamponi ai Vax Point. Si allarga la sperimentazione partita a Villorba, mentre continua nei Vax Point l'attività di tamponi gratuiti per tutti coloro che si presentano anche senza impegnativa. L'obiettivo è sequenziare i positivi per stanare la variante Delta, isolando i casi prima che si diffonda. Al momento non si registrano infettati da questa contagiosissima variante a Treviso, ma è solo questione di tempo, dice il direttore generale dell'azienda sanitaria, sottolineando l'importanza a vaccinare rapidamente soprattutto gli over 60 non ancora immunizzati, 11.000 nella Marca, perché sono loro che rischiano di più in caso di contagio. Che è fondamentale che le persone vengano, perché l'unico modo per salvarsi anche dalla variante Delta è fare la vaccinazione.